Buonasera, bentrovati a Corner per questo appuntamento che è a metà tra la vigilia e anche tante altre notizie che riguardano chiaramente l'attesa per questa partita. Chiaramente parleremo di playoff, parleremo dell'esordio del Catania negli spareggi che possono poi condurre alla serie cadetta, e lo farò stasera insieme, come sempre, ad Angelo Patanè. Buonasera Angelo, buonasera ai telespettatori e anche quelli molto arrabbiati, di cui parleremo subito. Tra non molto. Buonasera ad Alessandro Vagliasindi. Buonasera a voi. Grazie a Luca Di Gregorio che rappresenta la FIGC. Buonasera Angelo e buonasera ai telespettatori. Quindi Benissimo. arrabbiati anche un po' con te, nel senso come... Andiamo adesso dall'altra parte dello studio perché abbiamo la nostra Naomi. Buonasera Angelo, buonasera agli amici e alle amiche, buona vigilia come l'hai tu giustamente denominata, e anche durante la vigilia la nostra linea WhatsApp è prontissima a ricevere tutti i vostri messaggi. È linea WhatsApp piuttosto, diciamo, calda, devo dire, questa sera per tanti motivi e per tante questioni. Fra poco apriremo anche un collegamento internazionale e andremo in Cina. Lo vedo. Lo vediamo, adesso stiamo perfezionando, ci stiamo lavorando, non appena abbiamo l'ok poi dalla regia andremo chiaramente a sentire, a vederlo. Vorrei salutare, visto che ci siamo, e dare il benvenuto anche ai cugini. Ragazzi, buonasera. Buonasera a tutti. Noi siamo internazionali. Sì. E volevamo salutare pure Mariella e Patrizia. Per l'internazionalità sempre. E dove abitano? Dipende, un po' una a Vulcani. Non lo sa. Allora, iniziamo bene stasera, benissimo. Allora, una sorpresa però per tutti, perché il nostro Angelo Pandolfo ha messo insieme una copertina particolare, che non abbiamo la partita, però abbiamo avuto un allenamento a porte aperte piuttosto intenso, piuttosto diciamo caldo, elettrico, e allora nel montaggio di Angelo Pandolfo andiamo a vedere per l'appunto questo minuto e mezzo di emozioni tutte rosso-azzurre. Il dialogo con la città, con i nostri tifosi, per me è sempre stata una cosa molto importante. Tu puoi spronarli in tutti i modi, poi basta 2000 persone per far capire anche tante cose, se ce ne fosse stato ancora bisogno. Ogni persona che era qua era per dare supporto alla squadra, dare supporto al team, però anche il rispetto di Catania. Ci saranno. Bellissime queste immagini che il nostro Angelo Siamo passati dai fischi del fine partita col Benevento a queste manifestazioni di amore. Ma non solo Alessandro, siamo passati, con Luca parlavo proprio di questo, da una circostanza per cui quella gente che è venuta a vedere l'allenamento del Catania, un allenamento a porte aperte, sarà il massimo contenuto all'interno dello stadio di domani. Domani sera. No, domani sera ci saranno 2000 persone di più, quella struttura grosso modo non ne può ospitare, e quindi questo è praticamente il metro col quale dobbiamo misurarci. Ma purtroppo tutto nerazzurro sarà. Purtroppo. Ma non solo, era proprio questa l'arrabbiatura, Angelo, così te la dico subito, sì. Anche perché mi iscrivo a tutte le parti d'Italia e raccolgo così uno dei tanti inviti di Sebastiano Ieni, che non conosco, che però è residente fuori, ormai da una vita, non può vedere le partite del Catania ed è arrabbiatissimo del fatto che sia stato posto il divieto di entrare domani allo stadio di Bergamo per tutte le persone, non solo residenti
a Catania o nate a Catania, ma anche semplicemente nate a Catania, cioè se sei nato a Catania... Posso interromperti? Certo. Perché ci sono notizie dell'ultima ora. Diciamo che oggi il Catania in qualche maneggiare con cura. Maneggiare con cura, perché il Catania oggi ci risulta abbia sentito più volte la Lega per tanti motivi, a partire anche dall'impianto, perché questo impianto chiaramente è molto piccolo, diciamo che non... Questo è. E quello è, Non chiaramente. cambia. Ma ci sono anche altre notizie che riguardano poi la presenza dei tifosi o no del Catania. Il divieto di trasferta, anche esteso per la circostanza anche ai nati a Catania, domani potrebbe essere cancellato. Quindi è possibile che arrivi un provvedimento diverso, è possibile che ci sia un Quindi provvedimento... i nati a Catania ma residenti fuori dalla Sicilia, in Potrebbero- teoria, secondo queste informazioni, Secondo- domani mattina potrebbero avere il via libera e quindi andare allo stadio. Andare allo stadio. Ovviamente si attende l'ufficialità di questo provvedimento, perché chiaramente avere vietato, comunque pensare di vietare anche ai nati a Catania, ma residenti, che ne so, a Varese piuttosto che a Bergamo. Verona, Mia sorella piuttosto che a è Bergamo, nata a Catania forse ed è residente a probabilmente Bergamo da 40 anni. un po' troppo. E allora magari le autorità stanno riflettendo, Per mitigare la portata di queste restrizioni. Esattamente, Mi pare quindi giusto. da questo punto di vista. Poi devo aggiungere anche un'altra cosa, Alessandro. Sulle Noi informazioni oggi, che abbiamo dato oggi su Anteprima sulla Donna, prelazione. abbiamo detto che sarebbe scattato il Oggi diritto di pomeriggio. prelazione. Queste Però non erano può- le informazioni. Però non può scattare questo diritto di prelazione per una serie di dati. Intanto perché al momento non è esattamente Definito l'orario della partita di ritorno, Esattamente. che potrebbe spostare è alle scritto 21. 20:30, ma con ogni probabilità il Catania giocherà alle 21 la partita di ritorno. Perché e ci quindi sarà la diretta Rai a quel punto. questo io sto Questa dicendo quali sono potrebbe essere. le cause. Quindi se Quindi prima non c'è l'orario ufficiale, sul non biglietto può non si può partire, scrivere un orario non può partire diverso. la prelazione. Esatto. Che Anche- però sembrerebbe che parta domani mattina in concomitanza Bisogna con attendere che l'ufficialità ci sia e l'orario della partita di ritorno. ufficiale dalle 20:30 alle 21, così si potrà partire per La il prelazione diritto di durerebbe prelazione. eventualmente da domani a mercoledì alle 23:59. Questo dovrebbe essere, Sì. attenzione, però chiaramente sono tutte notizie che stiamo apprendendo in questo momento in diretta. Visto che ci siamo, do un'altra notizia di servizio, questa perché domani diretta stadio comincia alle 19:30, non alle 20, mezz'ora prima canonica della partita. Patanè, Siamo già- 19:30. Lo zainetto stavolta ce lo siamo presi. Ci sarai tu, ci sarà Marco Calli, ci sarà il nostro Angelo Pandolfo, volerete praticamente in Lombardia, andrete praticamente a seguire A il Caravaggio. Caravaggio per seguire l'andata dei Mi mancava playoff. come stadio. Bergamo tante volte, ma Caravaggio ancora. Vabbè, No. insomma, un'esperienza. La facciamo. Stadio mi dicono piccolino. Sì. Definito da un allenatore diciamo importante un campo sportivo, non uno stadio. E questo Luca, forse Infatti, sì, permettimi di dire, Angelo, che non è secondo me uno stadio, un campo Omologabile. per una partita di questa valenza, di questa importanza, perché credo che in uno stadio normale, diciamo, con una capienza importante, penso che diventava quasi tutto rosso-azzurro. Considera E però che le frizioni fra le tifoserie e ovviamente purtroppo i precedenti di quest'anno Non sono assolutamente, la Lega favorevoli. infatti Si era prende in parlato- esame con l'Atalanta, ecco, non ci si era sono quei ipotizzato bergamaschi. addirittura per Assolutamente. molti bergamaschi la possibilità di aprire lo stadio storico Azzurri dove gioca d'Italia, oggi l'Atalanta, Ghevais. oggi Ghevais e Azzurri d'Italia. Però ovviamente tutto questo avrebbe comportato la volontà comunque di fare transitare i tifosi del Catania fino a seguito della squadra. La situazione che ovviamente è stata immediatamente bloccata e blindata con i provvedimenti di cui portati sopra. l'impermeabile perché per questa pioggia Assolutamente sì. Però voglio dire, il fatto che ci sia un'apertura di poter aprire, diciamo, le porte dello stadio ai nati a Catania ma residenti magari in Questa altra parte è- d'Italia, questa è una in buonissima qualche notizia. modo insomma quei 400 biglietti, l'apertura del settore Sarebbe un ospiti gesto di buonsenso. è un gesto certamente di buonsenso. Vorrei sentire un attimo Naomi intanto per qualche così primo... abbiamo bruciato una cinquantina di messaggi su Sì, questi circa, argomenti. ma anche sicuramente. di più, esatto. Chiedono del diritto di prelazione. Vabbè. Buonasera, al ritorno con 21.000 spettatori. Speriamo che questi ragazzini possano abbaruarsi. Saluto da
Lorenzo Fassari, ragazzini perché under 23, grazie, siamo ragazzini. La partita la faranno loro, andata e ritorno, noi dovremo essere corti, compatti e cinici, by Timpano 64, qui fervono i commenti e i consigli per il nostro tecnico. Domani bisogna vincere e giocare un buon calcio, forza Catania. Buonasera, senza B, perché senza B? Te lo spiego subito, inutile fare pronostici, Catania in Serie B, lui usa tutte le B di buonasera nel dire che Catania è da Serie B. Buonasera a tutto lo studio, crediamoci tutti e godiamoci lo spettacolo. Francesco, Curva Nord, un saluto allo chef Pippo. Ciao chef Pippo, per il momento ci fermiamo Benissimo, qua. grazie Naomi. Allora, torniamo... Tra parentesi, Sì. un messaggio proprio in presa diretta che arriva da un tifoso che risiede al nord, tifoso del Catania risiede al nord, che chiede conferma sull'apertura per i nati a Catania e dice da Torino siamo in 17 che aspettiamo questa notizia per poter andare a allora, vedere. il problema... Contatti Alessandro sugli SMS, che qua ci sono, devi sapere che ci sono due su questo tavolo, gli unici due in Italia, esatto, gli unici due in Italia, poi ci sono boomers che non hanno altri mezzi di comunicazione che non sia il segnale di fumo o il vecchio SMS. Posso aggiungere una cosa? Pensate all'incoerenza di Gagliano che vi invita a mandare messaggi WhatsApp quando lui nemmeno ce l'ha WhatsApp. Però io non ho, l'incoerenza. io lavoro su un telefono aziendale in quel caso e quindi Non si contamina. non mi contamina assolutamente. Allora, Se mancano, non ci fosse stato WhatsApp, mancano 3 minuti e mezzo alla prima sosta. Prima di aprire poi una pagina che ci porterà dall'altra parte, diciamo, del mondo, perché andremo in Oriente, nell'estremo Oriente. Volevo completare il discorso che dicevo prima a proposito della presenza domani sera di Diretta Stadio a partire dalle 19:30 e tutti i playoff che seguiremo, quindi speriamo che il Catania possa andare avanti quanto più possibile, vedranno un prepartita di 60 minuti, di un'ora. sì, facciamo un'ora e mi pare che sia una Preparati cosa... Patanè, perché no, sarà dura, Mi sembra una cosa estremamente Saranno saggia. messe a dura prova le tue corde vocali Avremmo durante questi voluto playoff. arrivare ancora per tempo a Bergamo, ma chissà, riusciamo a fare anche qualche pezzo di colore che riguarda gli attributi che deve avere la squadra del Catania. E a Bergamo c'è uno stemma che racconta proprio il fatto che qualcuno con 3 palle sia proprio nato lì, da quelle parti, e speriamo che questa situazione venga ereditata al Catania. Devi sapere che da quelle parti transitava spesso il vecchio presidente del Catania, Nino Pulvirenti. Andavamo come tradizione a sfiorare quello stemma che raccoglie un po' la proprio casistica di Colleoni, che era famoso per avere così questi attributi particolarmente importanti, e poi anche Gomez gli abbiamo contagiato questa voglia di andare prima delle partite a fare un salto. Tra l'altro bergamote. ricorderai benissimo Sì. quella vittoria del Catania a Bergamo 2-1 nel campionato di Serie B Pasquale Marino, Come che no? diventò il trampolino di lancio del Catania verso Per la poi promozione in Serie A. Fu una cosa pazzesca da Eravamo ricordare, eravamo insieme, esatto. Posso Eravamo darvi un andati aggiornamento? da Allora, Colleoni a toccare Vi gli do un attributi di aggiornamento a Colleoni. proposito di quanto stavamo dicendo del provvedimento che si sta, diciamo, studiando, si sta scrivendo, si saprà domani mattina. Servono tempi tecnici per un'eventuale variazione, quindi si aspetta questo provvedimento di apertura anche per i nati a Catania, ma non residenti a Catania e province, per poter assistere alla partita di domani. Chiaramente avrebbe matrice ministeriale, non è più un discorso Prefettizio, di FIGC, ma assolutamente, parliamo del prefetto chiaramente, che interviene per... allora, volevo adesso fare la sosta, visto che siamo già pronti con il collegamento poi da aprire, breve sosta e poi ci ritroviamo per continuare la nostra discussione. Prima parliamo di una bella esperienza all'estero del nostro Carlo Breve e poi torniamo di nuovo a parlare invece della partita di domani sera. Tutto questo fra pochissimo, restate con noi. Bentornati a Corner. Allora, come anticipato, adesso andiamo in Cina, dove c'è Carlo Breve. Intanto buonanotte, ti abbiamo buttato giù dal letto di fatto. Buonasera a tutti. ciao È Carlo. stato forse della Ogni tanto va e viene il tuo audio, però Carlo abbiamo una cosina carina che abbiamo realizzato, che hai realizzato tu, e che pregherei la regia di mettere in onda, perché c'è un saluto che i tuoi
studenti hanno inviato diciamo, a tutti noi qui dello studio e non soltanto. Sentiamo questa clip. Prima di iniziare la nostra lezione di teoria, i ragazzi volevano porgere un saluto a tutta la redazione di Telecolor e salutare in maniera speciale Angelo Patanè. Ciao Angelo! Ciao a tutti ragazzi! Fantastico, Carlo! Fantastico, Carlo! Adesso torniamo Carlo, in studio. ma come si dice in cinese No. Forza Catania? Forza Catania! Come si dice? Quando le parole tecniche, no? Sali, scappa, tu è, piano piano però, perché è una lingua veramente incomprensibile per noi. Carlo, mi manchi, però ti aspetto per il 6, dovresti essere già qui. 6 giugno. Dovresti essere già qui. Il 9 6 c'è la finale di ritorno. Io difatti ho detto, il 6 dovresti essere già qui, no Carlo? Me lo confermi? Dentro. Ah? Ho messo in tuo nome una polo verde. Ah, d'accordo Carlo, e io ti aspetto al 9 con un giubbotto con un piumino d'oca, color verde. Volevo ricordare che Carlo si trova in Cina per conto diciamo, dell'Università di Catania, che è convenzionata diciamo, con la università cinese. È un progetto unico in Europa, non ci sono altri atenei che stanno portando avanti questo tipo di, di progetto. E in che cosa consiste, Carlo? Ci vuoi raccontare cosa stai facendo? Sì, intanto volevo salutare e ringraziare il preside della Facoltà di Scienze Motorie, che è Giuseppe Musumeci, che ha avuto questa grandissima e lungimirante idea di fare un connubio tra la Cina e l'Italia e mandare 15 tecnici specializzati nelle discipline sportive più importanti e nelle materie più importanti in Cina. E tra questi ho vinto io, insomma, questo concorso, e ringrazio di questa prestigiosissima incarico, questo prestigioso incarico dato. E vengono invece circa 50 studenti cinesi a studiare a Catania per un semestre, e questi ragazzi avranno l'opportunità di avere una doppia laurea in scienze motorie sia in Cina che spendibile pure in Europa, e quindi questa è veramente una bellissima cosa. E qui sto proseguendo il lavoro del mio primo maestro, che è stato il professore Salvo Bianchetti, e che è stato il pioniere dei tecnici italiani, che è venuto qua in Cina a lavorare con i ragazzi di questo campus. Tutti qua, salvo Bianchetti, in Cina. Un po' l'Italia si è dimenticata un po' di Salvo. Lui è stato un grande innovatore già negli anni 80, quando io ero piccolino. È stato un grandissimo innovatore, ha allenato grandi club, tra i quali anche il Catania, e oggi invece ha e gestisce progetti, quindi veramente un caro saluto e complimenti anche al professore Salvo Bianchetti. Angelo. Ma sto guardando uno stadio bellissimo, Carlo, sarà sicuramente più bello di quello dove il Catania domani andrà a giocare. Ti dico che probabilmente se fai un biglietto d'andata e ritorno, visto che al momento sei residente in Cina, potresti venirti a vedere la partita con me, con l'Atalanta Under 23. Quindi se te la fidi, perché sembra che il prefetto possa modificare il divieto dei nati a Catania e dei residenti a Catania. Tu adesso sei ufficialmente residente in Cina, quindi se vuoi ti aspetto. Ma posso chiederti invece, Carlo, rapidamente, come vedi la partita di domani? È una squadra giovanissima questa Atalanta, un Under 23. Ho seguito un po' la conferenza stampa di Michele Zeoli, quindi mi aspetto un Catania col 5-3-2, mi aspetto un Catania inizialmente guardingo, probabilmente dalle dichiarazioni di Zeoli giocherà la difesa a 3 con, credo, sicuramente Celli come braccetto sinistro, Quaini
e Monaco braccetto destro, Bois e Castellini credo possono fare i due esterni a tutto fascia. A metà campo mi aspetto Welbeck, Zammarini e Cicerelli, e davanti Cianci e Di Carmine. Credo che stia andando un po' sul sicuro sui giocatori che stanno meglio fisicamente, e da questo punto di vista sono d'accordo con lui che in questo momento si affida ai giocatori che stiano più bene fisicamente. C'è un giocatore che vedi come possibile protagonista di questa rincorsa ai playoff, Carlo, tra quelli che finora hanno dato forse di meno in questa squadra? Ma io mi auguro che possano essere i playoff di Chiricò e anche di Costantino, che possa dalla panchina subentrare e possa decidere qualche partita, così come ha fatto in Coppa Italia. In questo momento il Catania può avere delle cartucce da spararsi belle fresche e che possano veramente diventare, ti rubo il tuo termine, un crack per questi playoff. Carlo, ti alzerai apposta per vedere la partita domani sera? È difficile, veramente, qua è tutto difficile dal punto di vista logistico, organizzarsi, poi per uno come me che dal punto di vista digitale non è proprio un ingegnere elettronico, anche se sono migliorato tantissimo da questo punto di vista, e quindi mi è servito crescita professionale da questo punto di vista. Devo dire che abbiamo fatto le prove per questo collegamento 2 giorni fa alle 6 del mattino, credo fossero, o forse alle 5 abbiamo iniziato a sentirci. Gagliano è sempre qua, quindi il problema non sussiste. Luca voleva salutarti, Luca. Volevo salutare Carlo, l'ho chiamato proprio il giorno prima della partenza per augurargli buon lavoro e in bocca al lupo. È uno dei tecnici più preparati che abbiamo qua nella nostra zona, nella nostra regione, quindi la persona adatta per fare questo tipo di esperienza, che poi mi racconterà al suo ritorno. Grande Carlo, ti abbraccio. Grazie Luca, stavo dicendo che noi abbiamo condiviso insieme un ritiro del JAR nella stessa camera, quindi conservo un ricordo bellissimo di quel periodo. Anche io, un abbraccio. Luca ha piedi buoni, Luca aveva piedi buoni. Giocatore che ho seguito quando ho iniziato la mia piccola carriera da telecronista, era uno di quelli che sapevano dare del tuo al pallone. Altro che randellare bene in campo. Il suo sinistro aveva fatto in Serie A 10 anni. È vero. Grazie. Allora io direi di intanto ringraziare Carlo. Ringraziami gli studenti, i tuoi studenti, e poi magari ti vengo a trovare dopo la partita con l'Atalanta, faccio un salto in Cina e poi ritorno in tempo per la partita di ritorno. Chissà, ci facciamo un collegamento. Ti saluto gli studenti qua di Fuzhou, perché sono un gruppo di ragazzi eccezionale, sono un'ottantina che si applicano in maniera straordinaria. Consentimi qualche saluto, Angelo, perdonami, però devo salutare i miei dell'Istituto Pestalozzi di Catania e tutti i miei colleghi, e soprattutto la mia famiglia. Saluto Carola e Lorena che sono in questo momento a Trento, ma ci stanno seguendo tramite il vostro streaming, e quindi dico a Carola che papà sta imparando il cinese e che quando torno mi può interrogare, perché lei è veramente esigentissima e quindi ha una grande peculiarità, quella di conoscere bene e capire subito le nuove lingue, come la mamma. Bene, grazie allora a Carlo o a Carlo Breve. Mi manca a tutti noi. Ti aspettiamo. In bocca al lupo, Carlo. Buon lavoro. Grazie, buon lavoro. Finalmente sfati questo andamento così altalenante e dia un segnale forte a questi playoff, facendo risultato anche pieno contro l'Atalanta. Benissimo, grazie, buonanotte, continua a dormire. Ciao. Perché sono le 3:10 della notte. Ciao, Carlo. Dalle tue parti vorrei tornare da Naomi per dei messaggi, ce ne sono tantissimi. Tanti, e alcuni sono preoccupati, scrivono: Padanè, non sbagliare gate, non è che ti imbarchi per Pechino ora che hai visto che hai pure una fan base cinese, mi raccomando. Poi buonasera, le ragazze da Castelfranco Veneto dopo Padova saranno presenti anche a Caravaggio se il provvedimento sarà introdotto. Forza Catania. Quali ragazze? Padanè è molto felice di questa notizia.
notizia. Vabbè, Quantomeno, speriamo. Vivo a Verona, ma sono nato a Catania. Qui in città c'è un club rossazzurro e domani seguiremo il nostro Catania in 22. Bravi, diffondete il verbo dei catanesi. È un club storico quello di Verona, che è stato fondato negli anni della Serie B del Catania, poi riportato ovviamente come protagonista di uno dei club più importanti del nord Italia negli anni della Serie A, e ovviamente con tantissimi sostenitori e iscritti, di quelli che fa piacere rincontrare, con i quali probabilmente mi auguro domani di rivedere. Poi approfitto di questa inquadratura per leggere questo messaggio. Ma Padanè, stasera è Neuro. Solo questa sera e le altre 39 puntate precedenti te le sei perso per caso? Era nero come adesso. Per è nero perché è arrabbiato, non perché è abbronzato. Allora, adesso torniamo a parlare un po' di calcio. Con Luca. Vogliamo vedere il quadro delle partite? Sì, andata e ritorno, così già inquadriamo queste 10 squadre che si affrontano nel primo turno. Quindi vediamo il programma dell'andata, il programma delle partite che sono in programma domani. Con gli orari. Andate e ritorno con gli orari adesso provvisori per quanto riguarda ovviamente il ritorno. L'andata sono confermati. Luca, però adesso la facciamo, eccola qui, sì. Quanto riguarda l'andata, quindi domani, martedì 14 maggio, ore 20:30, si disputeranno le seguenti partite: Atalanta Under 23 Catania, poi Perugia Carrarese, il Taranto incontra il Vicenza, Triestina Benevento e Juventus Next Generation contro la Casertana. Ritorno? Il ritorno sabato 18 maggio ore 20:30, ancora da definire: Catania Atalanta Under 23, Carrarese Perugia, poi Vicenza Taranto, Benevento Triestina e Casertana Juventus Next Generation. Allora Luca, hai visto il programma? Che cosa... Intanto Angelo, possiamo prendere spunto per dire, magari restando sulla prima partita d'andata. Dico, Luca, lo chiedo a te, tra le 5 possibili avversarie del Catania, che è testa di serie in questa fase, c'erano oltre l'Atalanta, il Perugia, il Taranto, la Triestina e la Juventus Next Gen. Come pensi che sia andato il sorteggio vedendo il lotto di queste squadre? Ma io penso che comunque è andata discretamente, devo dire bene, rispetto alle altre squadre che sono molto più, secondo me, rodate, molto più bravissimo, importanti, e giocare in quegli stadi, metti Taranto, è complicato. Ma come ha detto Carlo prima, il Catania secondo me dovrà stare in modo guardingo, in modo attento, perché qui abbiamo di fronte una squadra, ne parlavamo prima anche con Angelo, con Teale, sono giovani, ma giovani importanti, giovani che hanno fatto presenze in Europa come Cissé, Mendicino, Cortinovis, infatti sono ragazzi di un certo livello, ragazzi che corrono. Quasi tutti gli italiani sono tutti nazionali, lo sono stati, under 17. Ecco, qua c'è un investimento di una società che è in finale in Europa League, in finale in Coppa Italia, in Champions League ormai qualificata quasi, quindi stiamo parlando di un livello alto e appunto spendono molti soldi per il settore giovanile, e questi sono i risultati. Il rovescio della medaglia quale può essere? Cioè, hai evidenziato i pregi dell'Atalanta, quali possono essere i limiti? I giovani mancano di esperienza, mancano di giocare in uno stadio di 20.000 spettatori per la prima volta può essere sabato un impatto. Giocare con 20.000 persone, alcuni forse non li hanno mai visti. Ecco, questa è una squadra comunque sbarazzina, è una squadra che non ha nulla da perdere, non ha nulla da... se passa il turno non è che cade il mondo. È stata la sorpresa, comunque... Ricordiamoci, Angelo, perdonami, per fare anche una chiarezza su un passaggio, sia la Juventus Next Gen che l'Atalanta Under 23 possono essere promosse in Serie B. Fino all'anno scorso non era così. Okay. L'Atalanta non c'era perché è il primo anno che fa il capitale Serie C, ma la Juventus c'è da più anni. Quest'anno entrambe potrebbero legittimamente essere promosse in Serie B. Non possono disputare lo stesso campionato della squadra madre. Però Alessandro, questo permettimi, facciamo una parentesi e la chiudiamo subito.
ipotizzando la promozione di queste due squadre in Serie B, si andrebbe in qualche modo a condizionare quel campionato cadetto, perché queste squadre a un certo punto della stagione non possono essere quando- promosse. Esattamente, arrivano prima che sarà Passano il promossa la seconda. campionato, certo. Cioè voglio dire, Sì, è un questo è un regolamento- problema, Alle pieghe del regolamento c'è qualche... È un regolamento da rivedere. secondo me, da sistemare qualche Però cosa. pensa tu, l'allenatore dell'Atalanta o della Juve, o i ragazzi pensi che non vorrebbero andare in via e farsi mancherebbe notare, altro. quindi E ci mancherebbe per loro altro. è una vetrina e se la giocheranno penso fino alla fine. Vabbè, ci addentriamo più tardi, se vuoi, anche nei profili tecnici. Uno era quello relativo all'età di questa squadra, una media di 21 anni e pochi mesi. Questa Addirittura è- c'è un 2006, Cioè, esatto. Mendicino, che ha già esordito anche in Serie A, In due Serie A. presenze in Perfetto. Serie A, Dico, ne parlano in 21 maniera anni, eccezionale. con un valore di squadra che è di gran lunga superiore al Catania come stima, come giocatori che hanno di prospettiva e di proiezione, contro i 27 anni e mezzo che è un po' la media dei giocatori del Catania. Qui quanto può pesare in uno scontro dentro-fuori come quello di domani, anche seppur con una partita di ritorno ancora da disputare, l'esperienza rispetto alla velocità e anche all'audacia di chi non ha ancora tutto da Secondo me Angelo è guadagnare? importantissimo, l'esperienza, come dice, ha fatto un nome, Chiricò, Di Carmine, Cianci, questi giocatori possono secondo me fare la differenza in positivo, mi auguro in ogni caso, di questi ragazzi che magari mancano di queste esperienze, di queste partite così calde, soprattutto quella di sabato, e quindi lì il Catania in queste due componenti di esperienza e del ritorno al Massimino, questi sono i due secondo me fattori positivi Un altro per il elemento- Catania. Sì. Un altro elemento di valutazione, scusami Angelo, visto che abbiamo visto il quadro delle partite, non lo dimentichiamo, è che le teste di serie hanno un vantaggio non da poco, importante. perché se alla fine della partita di ritorno, al 90esimo partita di ritorno, la differenza reti fosse in parità delle due gare, passa la squadra teste di serie senza supplementare e calci di rigore, quindi nella lettura della serie, delle due partite, credo che questo, anche per chi ha il vantaggio, possa rappresentare un surplus nella gestione della partita d'andata in vista di quella di ritorno. Certo, questo è importantissimo sapere, avere dalla parte tua questo regolamento, però ecco, questo tipo di partite io credo che mister Zeoli andrà lì per fare risultato importante, e non pensare alla matematica o alla partita di ritorno. Facendo risultato domani sera a Bergamo, secondo me già siamo a metà dell'opera. Certamente. Possiamo vedere il ranking delle Sì, c'è squadre tutte le rimaste squadre. in lizza? Tutte le squadre Perché che ci sono. ne giocano 10 nel primo turno Però del playoff complessivamente- nazionale, ma sono 13 perché normale. Ecco, ancora le seconde. le 3 seconde devono entrare in lizza. E allora noi abbiamo fatto il ranking per punteggio in campionato delle 13 squadre che sono rimaste in lizza. Erano 28, ne sono rimaste 13. E ci sono potete le vedere seconde, che ovviamente. il Catania ovviamente ha il peggior punteggio tra tutte e 13, il Padova per ranking è la prima squadra, la seconda è la Torres, la terza l'Avellino, poi ci sono le tre terze, Carrarese, Vicenza e Benevento in quest'ordine, poi Casertana, Trieste e Perugia che sono le quarte, il Taranto che però è una finta quinta perché senza il -4 sarebbe arrivato secondo, l'Atalanta, la Juventus e il Catania, quindi anche il ranking ci dice che il sorteggio tutto sommato Non è andato male. male ma anche l'Atalanta forse può pensare lo stesso, dicendo che questo ho preso la Il 13ª. ragionamento che fanno a Bergamo è proprio questo. Secondo me quando ci sono queste partite questi numeri poi si annullano. No, vabbè, è una curiosità è una per curiosità. stabilire rapporti di forza da qui fino alla finale, perché comunque c'è uno storico di un campionato che parla e quindi Certo, dobbiamo questo tener sì. conto anche di questo. Però il Catania ha non battuto conta il Padova, perché si certamente, azzera tutto, sia sicuramente psicologicamente, sì. ecco, cambia tutto. Però Quindi- sai Luca, almeno questa è la mia sensazione e voglio sapere cosa ne pensi. Credo che per arrivare in fondo conti tantissimo la profondità dell'organico, cioè più giocatori effettivi hai a disposizione per ruotare in possibili 8 partite, più chance hai di mantenere uno standard di performance
costante fino alla finale. Assolutamente, ne parlavamo anche prima, gente come Sturaro, Teglio, ecco, in questi momenti, in queste partite potrebbero essere utili se sono, ecco, in forma, se magari per sabato Sturaro prossimo. non lo sarà. Sturaro non so, lo sappiamo già. domani sicuramente. Teo pochi minuti infatti, ancora ecco, sulle gambe. questo organico completo del Catania. Sì, le condizioni anche di Welbeck, fra poco ne parleremo delle probabili formazioni e ci addentreremo in questo, però volevo anche adesso vedere le dichiarazioni. Qualche ora fa hanno fatto dichiarazioni, hanno lasciato dichiarazioni Zeoli, Zammarini e Castellini, e anche Furlan c'è, però abbiamo solo loro tre, però vediamo un po' cosa ha montato Furlan. il nostro Angelo Pandolfo. Sentiamo queste dichiarazioni, sono brevi frammenti. Sono stati giorni importanti che ci hanno permesso anche di prepararci anche in funzione dell'avversario, ma soprattutto di stare insieme e capire l'importanza di questa partita. No, sicuramente sarà una bella partita, due squadre che vorranno giocare a calcio e sarà una partita a intensità, però cercheremo di portarla a casa. Sicuramente un Catania che ha voglia. Sappiamo che fuori casa abbiamo avuto qualche problema, soprattutto nel girone di ritorno, però sono due gare importanti, quindi dobbiamo portarlo al massimino con un buon risultato. Queste sono le dichiarazioni che abbiamo messo insieme. A Luca, una cosa che mi viene in mente, sì. Tu che sei uomo di campo, Zeoli ha avuto una vicenda così incredibile in questa stagione, l'anno scorso secondo nell'anno della promozione, quest'anno dirottato sul settore giovanile, poi chiamato ad affiancare o soprattutto nella prima sostituzione, a fare la prima emergenza di questo campionato, poi approdato alla prima squadra dopo l'arrivo di Lucarelli, chiamato nuovamente come responsabile dopo l'addio di Lucarelli, e però è il tecnico tecnicamente con meno esperienza di campo rispetto ovviamente agli altri tecnici che erano stati chiamati al Catania, ma quello che ha vinto probabilmente di più. Sì, Angelo, il paradosso è che intanto era primo nel suo campionato, nella primavera, esatto, dove ha valorizzato un sacco di ragazzi, di giovani, che alcuni sono stati chiamati anche in prima squadra. In 3 mesi ha passato di tutto, in 4 mesi. Ecco. Il mister ha portato una Coppa Italia, ha salvato la squadra e ha portato tramite la Coppa, cioè i risultati li ha ottenuti, se noi parliamo di risultati. E per un uomo di campo, per un allenatore, contano i numeri. E in questo momento cosa diresti ad una squadra di, chiamiamoli così, vecchi marpioni come il Catania, da un allenatore che si trova lì, ma è il più vincente rispetto a quelli che sono stati presenti in questa stagione? Con quale parole tocchi le corde di questa intanto squadra? I ragazzi, penso che i calciatori, come si può dire, hanno capito, hanno visto questo. I calciatori sono molto furbi, ecco, capiscono questi cambi continui, conoscono bene poi il carattere dell'allenatore. Qui c'è da dire secondo me, il mister Zeoli magari lo dirà, di azzerare tutto il passato di quello che c'è stato e domani sera inizia un nuovo campionato dove può succedere di tutto, dimenticarsi del campionato che è andato così e della festa della Coppa Italia. Dimenticarsi di quello del ranking. Bravissimo, e dire perfetto. Partiamo tutti quanti dal podio. Solo una notazione sul ritiro di Fiuggi, poi mi accodo a te. No, semplicemente per dire che sono tanti messaggi che arrivano a proposito delle decisioni del divieto di trasferta, il divieto anche di vendita per i nati a Catania. Abbiamo già detto in apertura, lo ripetiamo anche in questo momento, che è in corso di valutazione la possibilità di un nuovo provvedimento che apra la visione della partita, apre le porte dello stadio domani sera per i nati a Catania ma residenti non a Catania e provincia, quindi chi vive a Milano, a Varese, a Torino, però, Angelo, a Verona. Posso dire una cosa? Anche questo mi pare un po' una macchietta all'italiana, cioè Angelo, se fai partire, questo era il provvedimento. Okay, ma dico, se poi fai evidentemente c'è stata una valutazione, forse probabilmente suggerita in qualche modo, una riflessione fatta. Io sono felice tutte le volte che i tifosi in generale, tifosi di qualunque squadra, possono avere in sicurezza la possibilità di andare a vedere la squadra. Non capisco come in Champions League tutti possano guardarsi le partite
dove sono in palio risultati fondamentali, senza recinzioni e niente, e ancora noi in Italia siamo davvero indietro. Ma, tornando al ragionamento, non fai partire da Catania, perché ovviamente il ranking purtroppo dei tifosi del Catania non permette a questa società di poter avere come fiore all'occhiello quello di avere una tifoseria tutta quanta da colletti bianchi, utilizziamo questo eufemismo, e quindi non fai partire i 400 muniti però di tessere del tifoso, di persone che comunque sono selezionate nella misura in cui per avere la tessera del tifoso devono comunque garantire un comportamento, una norma comportamentale lineare nell'arco degli anni e nell'arco del tempo. Di contro apri la possibilità agli stessi tifosi del Catania, che però non hanno tessera del tifoso, quindi teoricamente non hanno questo tipo di garanzie, per poter andare a vedere la partita. E allora io sono felice che vadano da Varese, da Verona, da Torino, da Vicenza, da qualunque parte a vedersi la partita del Catania, sono felice. Dico altrettanto che a questo punto, se io fossi un abbonato di Tribuna B, di Tribuna A, di Curva Nord, di Curva Sud, che per 30 anni ho avuto la possibilità di vedere la partita, non ho avuto mai un DASPO, non ho avuto mai un provvedimento, e magari ho voglia di vedermi questa partita, vedermela negata. Dico, questo è un rimedio che magari dà la possibilità a 400 di andare, e tutto quello che può portare colore rosso-azzurro lì a Bergamo fa brodo. Sì, ma Angelo, ci sono appunto le regole, come dicevi tu, sono paradossali in alcuni casi, per colpa di 20-30 persone, che è successo a Padova, la finale di Coppa Italia è stata senza tifosi. Voleva dire qualcosa forse Angelo? Solo sul ritiro di Fiuggi, per l'individuazione della location di Fiuggi, sì, hanno contribuito due amici del Catania, che sono Alessandro Ambrosi, che ha parlato con Michele Zeoli, e Guido Angelozzi, perché il campo di Fiuggi è in gestione del Frosinone Calcio, quindi praticamente Guido Angelozzi ha fatto padrone di casa per il ritiro del Catania a Fiuggi. E speriamo che la diuresi sia servita al Catania per eliminare le tossine, che Fiuggi potrebbe essere davvero, non so se poi i cugini ci avranno fatto un titolo, ma se non gliel'hanno fatto adesso ci andiamo dai cugini per i titoli. Questa decisione, aggiungo, perché sono costanti aggiornamenti, è che gli standard di sicurezza, attenzione, dell'impianto non sono praticamente in tutti i settori presenti e possono garantire. E questo l'avevamo già detto questo noi è proprio forse il vero limite di questa struttura, perché ho mandato un emissario mio familiare andarlo a vedere. Tuo nipote? No, mio nipote e mia sorella sono andati a fare una passeggiata di lì. E ovviamente la struttura è una specie di palazzetto dello sport, in realtà, così come diceva Alessandro, è un campo sportivo. Per il settore giovanile. Con un settore giovanile dove non ovviamente... è uno stadio per una partita di questa e allora la domanda è: ma com'è che è stato omologato? Ma come potete aggiornare lo stadio? Allora facciamo la pubblicità, dopo vorrei tenere pronti i cugini, perché così facciamo la rassegna stampa. Breve sosta per la pubblicità, a fra pochissimo. Allora, come promesso, torniamo di nuovo insieme e adesso andiamo dai cugini, perché ci sono i giornali, c'è la rassegna stampa che non riguarderà più, diciamo, oggi in maniera stretta la partita, perché non c'è stata ancora. Poi la vedremo mercoledì, la rassegna sulla partita. Ma intanto a voi, ragazzi. Sì, intanto volevo dire a Patanè che non abbiamo messo nulla su Fiuggi e diureticità varie. No, perché vogliamo essere positivi come Castellini in foto. Esattamente. Quindi solo positività. Okay. Avevamo anche la curiosità di chiedere, a chiedere a breve se gli ha insegnato, così dice, rumbicciame in cinese, però non lo so. Ormai il collegamento è saltato. Niente. Andiamo a leggere il giornale e cominciamo col classico resto del librino, che intitola Usotteggio Cani Scanda che Carusi l'Atalanta. Esatto. Nel primo turno della fase nazionale dei playoff, che poi girava di furia sull'ottavi, il Catania pisca nel sorteggio l'Under 23 dell'Atalanta. Chi di su tutti i Carusi che corrono a 6.000, non ha incambiato praticamente, non è mai stato in forma mai. Riuscirà il dottor Petralia a rimettere l'insesto e a farle correre a uso ghepardi? Sì, dai. Vedremo chi ne esce. Anche perché forse domani piove, quindi saranno dei ghepardi bagnati. Speriamo.
Settimane utili per i vari recuperi. Hanno recuperato. Le 2 settimane di pausa sono servite per recuperare una forma fisica e si sono rivisti Betes di rientro dalla gita Cascola, Silvestri che sta facendo come un pazzo per entrare nella lista dei 24, forse non ci riuscirà. Rapisat e addirittura Teio per il quale è stata sparata una moschitteria. Al rientro, dai, finalmente sono i fuochi. Allenamento a parte per Storaro a causa di un risentimento muscolare dopo essersi arrattato i ginocchi. Capita quando si hanno i muscoli deboli. Trasferta vietata. Che è l'argomento del giorno. La trasferta allo stadio Caravaggio è stata vietata per motivi di ordine pubblico e manifesta incapacità organizzativa. Forse più la seconda. Non potranno assistere alla gara i residenti a Catania, i nati a Catania, chi lavora a Catania, chi assomiglia a un catanese, anche all'ingresso palese un forte accento siciliano e varie eventuali. Esatto, insomma. Però abbiamo il solito regalo. In edicola con il resto del librino. Sempre attinente alla situazione. In regalo un comodo ed utilissimo passaporto di nazionalità austro-ungarica per assistere al match contro gli orefici, gli orebici, gli atalantini, va? Esatto, quelli. Chiudiamo con la chiosa del direttore Pittera. Come può tagliunnare un sorteggio del genere? Beh, così aggiorniamo. Passiamo invece all'altro giornale, esatto, che è il Sole 24 Ore a Brucia. Il giornale di economia e calcio. Le notizie che scottano. Esatto, che intitola Ritorno a Fiuggi. Ritiro. Scusate. Un ritorno, perché c'erano stati in effetti tempo fa. Qualche volta. Sì, no, c'erano stati. Ritiro a Fiuggi. Quando ci avvicino gustare? Quando ci avvicino gustare, esatto. Dopo la salvezza ottenuta all'ultima giornata, il presidente Pelligra non bada ancora a spese e porta tutti in ritiro per potersi concentrare ed avvicinarsi al luogo dell'incontro da data. L'amore del presidente per la squadra non ha confini né geografici né di portafoglio. Esatto. Abbiamo 3 notizie proprio tre dettagli di questa cosa. Per vedere quando ci avvicino gustare. Allora, ci sono 42.000 euro di extra. Pare che qualcuno abbia chiamato il servizio in camera 36 volte al giorno. Chissà chi è. Ma 9.000 euro di acqua a proposito di Fiuggi. Andrea Steglio ha scoperto il sapore dell'acqua Fiuggi bevendo a uso cammello. Vai di acqua. Infine 2.000 euro di interurbane. Zeoli ha preferito usare il vecchio telefono a gettoni piuttosto che mandare audio a familiari e soprattutto amici. Più che altro amici, esatto. Quindi meglio battiti. Amici non gli mandare audio. Esatto. Abbiamo un nuovo giornale, amici non mandare, esatto, che si chiama La Zizzania, che è un giornale che riguarda calcio, notizie e imbrogliapopoli. Cioè tutte quelle notizie fake, tutte quelle notizie che si sentono in giro, ma non si sa veramente sono vere. Esatto, quelle notizie di corridoio che poi sono tipo... Che intitola: per Catania Atalanta non c'è la prevendita per gli abbonati. Esatto, già sarà messo subito in giro sta notizia. Anche l'anno prossimo saranno messi a disposizione 2 milioni di budget. Anche l'anno prossimo, i 2 milioni ci saranno. È tutto vero, per Ligra vuole comprarsi la Sampdoria. Vero è. Lodi si vede Netflix col pezzotto. Anche c'è questa notiziola. Anche a Fiuggi i giocatori sono andati in discoteca. Anche. Purtroppo per loro hanno trovato solo un disgiochi di 58 anni, 3 signore dell'alta aristocrazia borghese e 8 pensionati in cerca di emozioni forti. Quindi si sono rivolgiuti a casa. E niente, quindi diciamo che finisce qui oggi l'edicola. Questa è la solita stampa, ma c'è una domanda, abbiamo la solita domanda. Ci scrive Gaetano dalla tribuna A, che salutiamo. Ciao Gaetano. E chiede a Patanè: è vero che la partita a Caravaggio è stata vietata ai tifosi del Catania e a Vittorio Sgarbi? Assolutamente sì. Siamo stati in 2 perché ovviamente lì ci potrebbe essere un problema di un'indagine alla procura della Procura della Repubblica che potrebbe investire su qualche quadruccio. Tra l'altro già lo vediamo fuori dallo stadio. Apra. Va bene ragazzi, ci vediamo fra poco perché hanno preparato delle pagelle particolari, ci sono delle pagelle speciali. Torniamo ai messaggi e poi invece avremo da vedere una serie di schermate sull'Atalanta. Sì, io vorrei iniziare con questo momento di alto lirismo perché scrivono un affascinante passaggio del testimone tra i tifosi del Catania a Catania e dei fratelli immigrati al nord. Celeste corrispondenza d'amorosi sensi. Il Catania non ci deluderà. E questo per rispondere a Patanè che invece prima i nostri amici un pochino si sono così hanno ricciato il naso di fronte alla tua esternazione nei confronti dei tifosi che vivono al nord. Cosa vuoi dire a tua discolpa? Nel senso che hanno ricciato il naso perché ho detto che perché non posso... siamo dei tifosi occasionali. No. Anzi, ho detto che sono club storici che hanno radici lì
dico che a volte il rimedio non si comprende bene se è migliore del male, ma che ci possano essere 400 o 400.000 tifosi del Catania non può che farmi piacere, da qualunque provenienza vengano e arrivino. Ovviamente se c'è questa apertura ben venga, e anzi sarò felice di rincontrare tanta gente che ho praticamente perso di vista dopo che siamo precipitati nel campionato Negli di Serie C. inferi. Assolutamente Bravo sì. avvocato, ti sei difeso bene. No. Poi a proposito c'è un altro messaggio che in qualche modo ti riguarda. Intanto notizia last minute sul ritiro a Fiuggi. Buonasera in studio, desideravo sapere se Welbeck è partito con la squadra, perché mi sembra che non è andato in ritiro e si trova in studio, vedesi Patanè tale e quale effettivamente oggi scrivono. In più. Buonasera, dite a Patanè che ho dovuto spegnere la luce visto che il bagliore c'è. Carlo da Catania, sei tu il bagliore di questa puntata di oggi. Nel dubbio ero extracomunitario, mi sono preparato per la trasferta di domani, non residente a Catania ma proveniente dal Nord Africa. Ha senso, ha senso. Ancora, buonasera, ma alla fine la prelazione per sabato c'è o non c'è? Stai a diventare un pazzo, Mimmo D'Olibrino. Ci sarà. Ci saranno appena fisseranno l'orario di inizio della partita. Con certezza. E io sono preoccupata perché oggi troppi pazzi nei nostri messaggi, infatti un saluto a Gioele Upazzo. E per il momento ci fermiamo qui. Stiamo calmi, ragazzi. Grazie, allora torniamo alle schermate, Alessandro. Ragioniamo sull'Atalanta. Sì. Allora, intanto esaminiamo il cammino dell'Atalanta che arriva alla gara col Catania da 2 partite, le partite del playoff del girone. Atalanta che ha disputato il girone A della Serie C, ha affrontato al primo turno il Trento di Francesco Baldini e ha vinto in rimonta 3-1, dopo il vantaggio di Spalluto, le reti di Cissé, Bonfanti e Jimenez Castillo. Al secondo turno, che si è disputato sabato, ha pareggiato con Legnago 1-1, ha segnato ancora Cissé e poi il pareggio di Swiderkowski per il Legnago al 38esimo. Ha sfruttato il fattore campo, esatto, perché che diciamo è stato rispettato in quasi tutte le partite dei playoff del girone, tranne Pescara-Juventus, che è finita 1-3. Invece, più in generale, vediamo il rendimento dell'Atalanta Under 23 in campionato con questi numeri. Intanto l'allenatore è Francesco Modesto, un allievo di Giampiero Gasperini, quindi c'è questa sorta di trade union tra la prima squadra e l'Under 23, stesso credo calcistico, stessa estrazione, sono conosciuti a Crotone, poi insomma Modesto ha portato i dettami tattici di Gasperini nelle sue esperienze calcistiche, ha fatto benissimo a Rende, poi a Crotone così, con la Provercelli bene. Comunque un allenatore preparato, di cui parlano bene, che ha utilizzato quest'anno sempre il 3-4-1-2, ma a volte diventa un 3-4-2-1, lo spiegheremo meglio dopo. Complessivamente è arrivata al quinto posto con 59 punti in 38 gare. Vedete che tendenzialmente è una squadra con una difesa bloccata, perché 36 gol subiti in 38 gare denotano una buona permeabilità difensiva, e non segna tantissimo, perché allo stesso modo 43 gol in 38 partite non sono tantissimi gol, ma segna con tanti interpreti, è una sorta di cooperativa del gol. Come potete vedere in basso a sinistra, nessun giocatore è andato in doppia cifra, un po' come il Catania, dove il miglior marcatore è Di Carmine, 8 gol, qui c'è Cissé, però rispetto al Catania... Considera che Cissé ne ha realizzati però 2 in Coppa Italia degli 8, si è fermato a quota 6. Esatto, infatti noi abbiamo messo nella parte alta della schermata campionato più playoff. Esatto. Questo è il totale dei gol campionato e Coppa. Cissé segna ininterrottamente da 4 partite, esatto. Le ultime 2 di campionato che l'hanno portato a 6. Più di 2 gol della playoff del girone. A 5 reti c'è Vlahovic, che è solo omonimo dell'attaccante della Juventus, anche se della stessa nazionalità. Capone, 4 reti, un trequartista che ha giocato anche in Serie B nella Ternana. Poi Di Serio, Diao e Jimenez Castillo, che è quasi sempre titolare. Nella distribuzione dei punti... Diao, Alessandro, è il giocatore che ha il maggiore valore di mercato di questa squadra, giocatore che è stato acquistato per 1,5 milioni di euro, grosso modo questo è il valore, il cartellino di questo giocatore, che è ancora giovanissimo, italo-senegalese, ma è uno diversi pezzi pregiati, ne vedremo meglio nello schieramento della formazione, così magari ci soffermiamo di più. Se possiamo tornare ai numeri,
nella distribuzione dei 59 punti in campionato diciamo che c'è una sorta di omogeneità, perché 34 punti in casa e 25 in trasferta diciamo è un rendimento abbastanza equilibrato, e l'attitudine anche, come dicevamo prima, a gestire la fase difensiva bene in trasferta, dove ha subito 19 gol in 19 trasferte. Anche questo è un dato secondo me da tenere in debita considerazione. Cosa si può scorgere da questi numeri, Luca? Hai fatto una scheda perfetta dai numeri. Qua si vede sicuramente la solidità difensiva, quindi questo al primo impatto. Quello che salta pure all'occhio, che segnano in tanti, e nelle ultime 8 partite, quindi questa squadra per più di 2 mesi che è imbattuta, quindi ha una certa continuità, un certo equilibrio che hai detto tu, e quindi il fatto che segnano in tanti, questo secondo me è molto pericoloso. Certo. Luca, posso chiederti, guardando questi numeri, però subito una considerazione: questa è una squadra che ha corso per tutto il campionato, poi ha avuto la pausa adesso, però gioca già da 2 partite che hanno visto il fattore campo. Sono 4 le partite che esatto. 12 giorni giocate dalla squadra. Fattore campo prevalente, proprio perché ha giocato sempre in casa, queste 2 fasi a gironi dei playoff, ma può avere domani, con una giornata dove è prevista pioggia abbondante, la velocità di esecuzione di questo gruppo, di questi giocatori, che è un po' il fiore all'occhiello di questa squadra, può risentirne? Può essere che, ecco, per le loro caratteristiche, il fatto che domani ci sia maltempo può essere uno svantaggio per loro, perché come diceva prima Alessandro è una squadra che fisicamente sta bene, ha rimontato col Trento e non era comunque facile, quindi fisicamente stanno bene, avranno una preparazione, un preparatore comunque di livello, come in tutto il gruppo comunque Atalanta, e il fatto che domani ci sia appunto brutto tempo può dare un esito negativo alla loro prestazione. Così Atalantini distratti alla Coppa Italia e dall'Europa League. È un vantaggio questo? Speriamo, credo di sì. Loro hanno in mente giusto 2 finali importanti con la Juve e con l'Leverkusen, e quindi avranno la testa per altro. Allora, ci dobbiamo fermare ancora. Una pausa e poi torniamo a parlare di Atalanta e di probabili formazioni. Le pagelle speciali, certo. Poi vedremo tutto quanto riguarda l'Atalanta e anche il Catania, daremo qualche i vostri messaggi. E i vostri messaggi, a fra pochissimo. Abbiamo 10 minuti, allora acceleriamo, andiamo dai cugini per queste pagelle particolari, ragazzi. Sì, Angelo. Aspetta, non vi vediamo mai. Adesso vi vediamo. Va bene, uguale. Comunque, solitamente noi abbiamo preparato le pagelle per la squadra del Catania. Oggi abbiamo preparato le pagelle, ma per un'altra squadra. Quindi se la regia può fare partire una bella squadra. Una grande squadra. Che gioca sempre bene. Esatto. Bella. Se la regia può fare partire il VHS. Il VHS. Tu sei la gioia della nostra città. Vaglia Cindy 7,5. Quando nascivo, le sue prime parole non furono né mamma né papà, ma se la regia può mostrare la grafica, è una specie di Ceccani bracchi su calcio. Io ne hai visto mai Iddo e a Betto Angela andare a stessa stanza? Coincidenze? Patanè 7,5. Su Mazzullo ci dicissi, fatti una domanda e datti una risposta. Hai visto tempo di robare, fare a spesa, pigliare ne puta a scuola, accattare pane, pistiare, appinnegare, se pigliare se l'autobus, tornare e o ci passa ancora cavara. Come sei stuta? Naomi 7,5. A canaffare l'area d'amico, Diletta Leotta, Simona Rolandi, Auccio Caplaia Bollita, hai visto a condurre Sanremo, Idda, Fiorella e Pippo Baudo, Ciniusa. Breve 8. Passato da commentare i partiti con Monderossi Sciuscia a insegnare tattica calcistica all'università ai cinesi. Compito arduo, visto che a Chiddo all'unico ci pare una fetta di bottino primavera. Pure all'università quando hanno visti tutti inorgogliti ci dissi come porta chiullare nella toilette channel.
Micale Deci, il Gandalf senza barba, il maestro Yoda Yango, il Confucio con la tigna, il maestro Miyagi e Tenneo, il Socrate rosso azzurro. Sbrizzia sempre saggezza ammiscata con una brillante liscia. Totem! Gagliano 9 immenso, ogni puntata a fare contemporaneamente un domatore di patanè, calcolare le equazioni algebriche delle grafiche di Vagliasibbi, con un occhio della telecamera e con un occhio leggere 6.000 messaggi, con d'occhio caccia diventa uso marotta, dare conto a nome, parare careggia e avanno magari combattere che cugini. Uno è Trino. Fantastico. Non so se siete d'accordo. Secondo me sono indiscutibili. Sono stati larghi. Sono stati larghi di manica, sì, un pochino. Ce lo ridevo con le lacrime da decenni. Allora, grazie per questo momento così di serenità. Adesso però ripiombiamo di nuovo nella realtà, che è quella, non diciamo, è facile. che non è facile. Hai ragione, perché abbiamo ancora un paio di slide di grafiche, esattamente. Cosa abbiamo pronto per i nostri Vediamo telespettatori? le probabili formazioni. Le probabili formazioni. Dai, questa è quella dell'Atalanta. E cominciamo da quella, dai. Possiamo anche fare un'altra considerazione rispetto a quello che abbiamo detto prima, Luca, l'effetto diffidati, perché l'Atalanta porta già insomma in dote 6 diffidati delle partite che ha disputato contro Trento e Legnago, e può essere un fattore in vista della partita di ritorno. Il Catania ovviamente, non avendo giocato, non ha diffidati, ma abbiamo in questa lista tra l'altro giocatori importanti, titolari come Ceresoli, Giabois, Capone, Jimenez, Cissé e anche Italeng, che è un attaccante subentrante. Noi abbiamo pensato a questa possibile formazione dell'Atalanta con Vismara in porta, Ceresoli, Bonfanti e Berto il terzetto difensivo, Palestra e Bernasconi quinti o comunque esterni di centrocampo, poi Panada e Giabois con Capone e probabilmente Jimenez Castillo sulla linea dei trequartisti, dietro Cissé, anche se Jimenez Castillo rispetto a Capone ha più attitudine da seconda punta, quindi potrebbe essere Capone alle spalle di Jimenez e Cissé. Anche se è stato utilizzato Jimenez nella posizione di Capone, sì, nelle partite dove l'Atalanta ha dovuto. Mi diceva un allenatore che ha avuto Capone alle sue dipendenze che Capone è un trequartista, quindi comunque la sua zona del campo ideale è quella lì. Jimenez di Jimenez Castillo, nel sì, senso che assolutamente è un giocatore che probabilmente può essere adattato anche in un'altra. Potrebbe giocare anche con 2 trequartisti, e Cissé un po' più centrale. Esattamente. E i giocatori diciamo più talentuosi, oltre al già citato Cissé e a Capone, sono senz'altro Panada, che è vero regista di centrocampo, giocatore già in orbita prima squadra, e Ceresoli, che è un difensore molto promettente e duttile, ha giocato a volte anche come esterno di centrocampo. Tutti giocatori che hanno gravitato nelle nazionali Under 17, Under 19, Under 21, alcuni ovviamente in forza ancora alle nazionali, altri per raggiunti limiti di età, ma hanno comunque condotto una carriera importante finora, e sono giocatori ambiti già nell'ottica prima squadra, ma richiesti in prestito da numerose formazioni di Serie B e di Serie A. Questa è la formazione dell'Atalanta. La Vediamo probabile quella formazione. probabile, ovviamente quella probabile del Catania. Noi Alessandro. ci siamo mantenuti sulla formazione che abbiamo visto contro il Benevento, quindi la possiamo anche vedere in grafica. Rispetto a questo tipo di atteggiamento magari potrebbero scambiare la posizione Celli e Castellini a seconda delle contingenze della partita, ma io credo che Zeoli voglia partire dal basso, cioè cercare di dare qualità al palleggio partendo dalle retrovie, quindi la scelta di Queini ma anche di Castellini, che comunque in uscita ha un buon piede, può essere secondo me un modo per iniziare a prendere consapevolezza e autostima in una partita in trasferta dove il Catania sappiamo che ha avuto
mille difficoltà nel giro di ritorno. Modo così, eufemismo. Esatto. Quindi potrebbe essere quella una delle chiavi, Luca, cioè riuscire a palleggiare bene partendo dal basso. Secondo me sì, questa è una squadra che potrebbe fare male, anche perché l'ha messo Cicirelli un po' dietro, ma parliamo di Cicirelli che attacca mezzala che, quindi con che si 3 uomini inserisce lì davanti se la va a giocare tranquillamente, e come dicevi tu questi dovrebbero essere quelli che fisicamente danno più garanzie rispetto agli altri. L'unica diciamo, incertezza riguarda le condizioni di Welbeck, che non sta benissimo, a occhio e croce dovrebbe riuscire a essere titolare, diversamente le opzioni potrebbero essere Quaini, che viene a centrocampo, Contek, che è stato utilizzato più volte nelle ultime sedute di allenamento da centrocampista, ruolo che ha già ricoperto in precedenti esperienze professionali. In alternativa ci sarebbe Ndoi oppure Teio. Ecco, queste sono le possibili alternative all'eventuale forfait di Welbeck, che comunque dovrebbe essere della partita. Quanti centrocampisti quest'anno il Catania ha avuto, quanti ne ha ceduti e quanti ne sarebbero serviti e quanti inutili o inutilizzabili ne sono arrivati, e questo diventa qui c'è un errore di questa squadra. Di questo, c'è un errore pesante in sede di valutazione. Ne abbiamo già parlato, abbiamo più volte, però adesso ricordiamo anche che manca Peralta, che ci avrebbe dovuto dare in questa fase un contributo molto importante. Qualcosa in più, un giocatore che non ha mai sbagliato una partita, anche spezzoni, è sempre stato prezioso, giocatore probabilmente che il Catania cercava, che però poi ha perso forse nel momento più importante della stagione, perché per i playoff sarebbe stato importantissimo. Poteva dare una grossa mano, a livello tecnico e a livello di esperienza. Beh, speriamo bene. Allora, un minuto di messaggi perché andiamo a chiudere da Naomi. Per edulcorare un po' la pillola di fronte ai dati che abbiamo letto prima, stratosferici dell'Atalanta, forse nessuno, tranne che mi sono distratta io, ha detto che l'Atalanta in 6 giorni ha giocato già 2 volte, come sottolinea Bardi. L'abbiamo detto, ero distratto, vabbè, come... Continuiamo. Aventuri, Cabessu ha luminosità da televisioni, invece era Patanè versione Caraibi, scrive Alessio. Buonasera, se andiamo in B vogliamo vedere Patanè che basettoni, il gruppo Catania è patria. E poi gliele taglio io. Un miracolo sarebbe, esatto. Il contrappasso. Per la legge del contrappasso, Magliasindi questa volta la faccia di Patanè la farà volare, come ha fatto Patanè qualche puntata precedente. Speriamo di espugnare il Caravaggio e portare a casa un risultato utile ai fini della corsa per l'accesso in Serie B. Forza Catania, Jessica da Nesima. Chiudiamo con questo messaggio: ci manca solo che via da una partita di ritorno per i nati a Catania e a Fanu completa. Tino Lazzara, non mi stupirei se questo accadesse. Per oggi è tutto, linea a Gagliano. Grazie a Naomi. Allora siamo davvero in chiusura, ricordiamo l'appuntamento di domani sera dalle 19:30. Speriamo che partiamo un'ora prima della partita. 19:30. Stop. Raccontiamo, ma non poi, per questa partita, lo faremo anche per la partita di sabato, per tutta la durata dei playoff. 60 minuti, un'ora prima di del fischio d'inizio, noi ci saremo e saremo presenti. Intanto domani saranno presenti Angelo Patanè, Marco Carli e Angelo Pandolfo, che li accompagnerà con la sua camera e ci riporterà poi le immagini, ci rimanderà le immagini di quello che succederà. Ricordiamo che ritroviamo la VAR, che abbiamo già visto in Coppa Italia nella finale col Padova, e questo è un altro fattore importante che dà garanzie di maggior... Un po' tutti quanti. Sì. Arbitrerà il signor Mastro Domenico di Matera. Non è nuovo nelle direzioni col Catania. Quest'anno ha diretto Sorrento Catania, che non è andata bene. È stato però quarto uomo nella finale della partita di Coppa Italia col Catania. È un arbitro che ha una discreta esperienza, una quarantina scarse di partite dirette in Serie C, ed è comunque un arbitro che ha uno score piuttosto casalingo rispetto, ma questo capita spesso e volentieri. No, abbiamo già dei segnali dalla regia. Abbiamo finito, chiudiamo qui. No, se no ti stavo facendo la ci storia. ritroviamo domani con diretta stadio 19:30. Un'ora prima della partita. Mercoledì ci ritroviamo di nuovo. Scendiamo dall'aereo. Corner. Perfetto. Grazie allora a Luca Di Gregorio. Grazie a voi. Grazie ad Alessandro Vagliasindi. Grazie Luca, è un piacere. Grazie ad Angelo Patanè. Noi ci vediamo domani. Certo, volevo ringraziare Naomi ancora. Grazie a te Angelo. Non dimentichiamoci dei cugini, ragazzi, buonasera. Ciao ragazzi. Torniamo mercoledì con Corner, domani sera ci siamo con diretta stadio 19:30.